Milano, denunciato italiano di 45 anni per molestie sessuali. Nella giornata di lunedì 11 maggio è stato denunciato dalla polizia locale un pluripregiudicato italiano per molestie sessuali nei confronti di una ragazza russa. La trentenne, di professione modella, si è presentata nella mattinata del comando decentrato 1 della polizia locale, riferendo di essere stata molestata il giorno precedente nei pressi del sagrato della chiesa di Santo Stefano, dove stava deponendo dei fiori. Dopo un'approfondita descrizione del soggetto, gli agenti del decentrato 1, insieme ai colleghi del nucleo tutela donne e minori, si sono recati nel giardinetto antistante la chiesa e hanno fermato l'uomo, un senza fissa dimora di 45 anni, che è stato poi condotto negli uffici per l'identificazione. Sentito anche il PM, si è proceduto a denunciarlo a piede libero. Milano Aiuta, arriva l'app per la spesa a domicilio. Da un paio di giorni l'app di spesa a domicilio è disponibile gratuitamente negli Apple e Google Store. Il servizio permette di conoscere i negozi di prossimità che effettuano consegne a domicilio. Un'applicazione semplice e intuitiva, sviluppata dalla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, che geolocalizza attraverso una mappa gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa del Comune di Milano. L'app riporta anche alcune informazioni come l'indirizzo, i recapiti di contatto e le modalità di pagamento e di consegna con gli eventuali relativi costi. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato a Milano 3 uomini e una donna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sequestrato hashish, cocaina ed eroina. Lunedì 11 maggio gli agenti della squadra mobile, nell'ambito di servizi antispaccio in zona Monforte Vittoria, hanno notato un uomo con fare sospetto dirigersi frettolosamente nel cortile interno di uno stabile di Piazzale Cuoco per essere subito dopo raggiunto da un uomo che gli ha ceduto qualcosa dietro corrispettivo di una somma di denaro. Intuito che si trattasse di una compravendita di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno fermato l'acquirente con 2 grammi di hashish appena acquistati. Nel frattempo, il pusher, costantemente monitorato, è rientrato nella propria abitazione dove gli agenti hanno sequestrato 10 pezzi di hashish del peso di 40 grammi. Il pusher, un cittadino tunisino di 32 anni, con alle spalle diversi precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione di hashish, mentre l'acquirente è stato segnalato e sanzionato per una normativa Covid.